Le correnti ufficialmente non esistono, ma è innegabile che dall'esito dei congressi provinciali cambino gli equilibri interni a Fratelli d'Italia, con la vittoria di candidati che per la maggior parte fanno riferimento a Elena Donazzana e Adolfo Urso, meno al coordinatore regionale Luca De Carlo, che ospita ieri sera a Ring con grande sottigliezza qualche sassolino dalla scarpa se l'è tolto. Tutto ha portato ad aumentare i tesseramenti, quindi abbiamo raggiunto i 15.000 tesseramenti, il tutto ha portato ad avere nuova linfa, quindi nuova classe dirigente, gente che magari in questi anni si era impegnata un po' meno, ma che grazie al congresso ha ritrovato spirito ed iniziativa, che si aggiunge a quelli che in questi anni hanno tirato magari di più la carretta. Oggi abbiamo molte più persone disponibili sul territorio a lavorare. Io non ne farei una questione di chi è di chi o chi è vicino a chi. Il partito uno è. Velate frecciatine a chi avrebbe meno lavorato negli ultimi anni rispetto a chi ha tirato la carretta quando il partito aveva ben altri numeri? De Carlo smentisce e risponde con una battuta a chi vede il suo ruolo nel mirino. Io se fossi nel mirino sarei anche facilmente colpibile vista la stazza. E sono coordinatore da 4 anni. Io avrei fallito nel mio agire se non avessi messo tutti, simpatici o antipatici come ci sono in tutte le comunità umane, nelle condizioni di poter correre e vincere. Credo che su questo nessuno possa dire nulla, anzi, e quindi poi verrò giudicato sulla missione che mi è stata data, non certo se un mio amico fa o non fa il coordinatore provinciale.